Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del 2015 con Albignasego Channel. Informa Giovani di Albignasego offre la possibilità di fare un tirocinio a Friburgo per i ragazzi dai 18 ai 26 anni. I posti disponibili sono 30 per imparare il mestiere dell'artigiano. Il 14 gennaio sono iniziati gli appuntamenti con lo psicologo Mario Cecchinato dal titolo Conoscersi per migliorarsi, tecniche e approfondimento per la conoscenza di sé. Sono stati organizzati altri 3 incontri l'11 febbraio, l'11 marzo e il 15 aprile, presso la Sala Verde di Villa Ubizzi. Riparte la rassegna Teatriamo per l'11° anno, organizzata dall'Associazione Culturale C'era C'è, che farà il suo debutto il 24 gennaio con lo spettacolo La Scuola dei Nonni alle ore 21 al Palazzetto Polivalente di Albignasego. Le date degli altri spettacoli in programmazione sono il 7, il 21 e il 22 febbraio e il 7, il 21 e il 22 marzo. Non chiamiamo le ronde, ma ad Albignasego alcuni cittadini passeggiano per le strade per tenere la città viva di notte. Vi lasciamo con le parole di Angelo Spano, continuate a seguirci. Per fare le ronde bisogna essere autorizzati, sono delle procedure tecniche che sono molto complesse, bisogna avere un'autorizzazione, bisogna essere autorizzati, controllati, registrati, quindi non è semplice fare una ronda. La passeggiata la può fare chiunque, vestito col giubbino perché di sera mi devono vedere, sai, le macchine, l'incontro, di giorno posso vestirmi come vogliono, se poi nella nostra passeggiata tra amici vediamo qualcosa che non va, come è successo in un parcheggio qua vicino, abbiamo notato che c'erano delle persone che stavano trafugando delle macchine, immediatamente abbiamo avvertito le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno fermato le persone. Il singolo cittadino che cammina per strada giornalmente, mattina e sera, se nota qualcosa, deve solo fare una cosa, chiamare le forze dell'ordine. In questa maniera siamo tranquilli, in questa maniera siamo sicuri.